Rieccoci cari telespettatori. Allora, questa volta parliamo di una cosa, di un argomento molto importante, quindi io vi invito, sia che siate anziani, ma anche se non lo siete, a seguirci con attenzione, perché grazie all'intervento dell'FNP CISL del Veneto abbiamo l'opportunità di una consulenza sull'importanza delle vaccinazioni, in questo periodo è molto importante saperlo, di un illustre medico, ma adesso non vi svelo nulla, perché innanzitutto salutiamo la nostra ospite, ben ritrovata Tina Cupani, grazie di essere qui con noi, grazie a voi. Che è segretaria generale dell'FNP CISL del Veneto, e come FNP CISL del Veneto ci parlerà di questa campagna di sensibilizzazione che voi attuate più o meno ogni anno, facendo parte anche del complesso delle attività sull'invecchiamento attivo, di un happy aging, oppure invecchiare nel modo migliore, relativamente proprio a questo aspetto sanitario determinante. Abbiamo anche il piacere di essere collegati col dottor Michele Conversano, presidente CTS Happy Aging, nonché medico igienista. Grazie dottore. Grazie a voi della richiesta e dell'intervento. Grazie, buona giornata. Allora, visto che siamo nelle presentazioni, le do un attimo la parola in modo che lei ci spieghi chi è un medico igienista. Ma un medico igienista è il medico della prevenzione, il medico della sanità pubblica, è il medico che in genere non vede i malati, quindi non vede le malattie, ma cerca di evitare le malattie. È il medico che fa sì che le persone rimangano sane e più sane possibili. Sappiamo che la salute non è più soltanto un fatto fisico, no? Ma è uno stato di benessere psicofisico e sociale, ma chiaramente parte da un buono stato di salute. Quindi evitare le malattie che siano cronico-degenerative o le malattie legate a infezioni è uno dei compiti, il compito principale del medico igienista o medico di sanità pubblica. E Perfetto. io poi sono direttore di un dipartimento di prevenzione, quindi la parola medico della prevenzione è una parola che ci piace molto. Benissimo, grazie. Allora, segretaria, ci sono 5 pilastri per l'invecchiamento attivo e sono fondamentali. Noi proprio vogliamo evitare di ammalarci, cercare di far lavorare il meno possibile poi i medici specialisti. Cosa sono questi 5 pilastri? Su che cosa si basa la vostra campagna? Allora, i 5 pilastri rientrano in tutta la campagna e tutto l'approfondimento che noi facciamo sul tema della prevenzione, perché la prevenzione significa all'interno di tutto il percorso sull'invecchiamento attivo non solo mantenere le persone in salute, in buona salute, sia da un punto di vista fisico ma anche psicologico e mentale, ma anche cercare di non vorrei essere un po' troppo materialista, ma con la prevenzione di evitare di creare quei risparmi nella sanità pubblica, perché prevenire vuol dire ridurre il costo futuro anche nell'impatto della sanità. Noi sappiamo che abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più, che noi siamo fra i primi posti in Europa come aspettativa di vita, però siamo anche settimi nella classifica come qualità di vita e come invecchiamento in salute. Prevenire, come qualche dato ci riporta, ogni 4 euro, dai 4 ai 14 euro di risparmi nella sanità pubblica si verificano in prospettiva con la prevenzione, quindi per noi è importante la prevenzione anche sotto questo punto di vista. I 5 pilastri sono l'immunizzazione, siamo qua a parlare appunto di vaccinazione, l'alimentazione, il movimento, la socialità, l'uso corretto dei farmaci e lo screening. Quindi questi sono i 5 pilastri su cui noi come FNP del Veneto, anche attraverso una relazione dei contatti che abbiamo avuto con la Regione, sempre nel Dipartimento Prevenzione, Medicina Generale, che ci ha permesso anche di fare degli approfondimenti, di fare dei percorsi insieme. Per noi prevenire è importante perché vuol dire salvaguardare, ma vuol dire anche non impattare in maniera evidente nel futuro delle risorse della sanità.
perché le esigenze sono tante e le risorse sono sempre di meno, e l'ultima legge di bilancio ce l'ha chiaramente fatto capire. Assolutamente, assolutamente. Dottore, io vorrei passarle la parola perché c'è un po' di reticenza da parte di molte persone, un po' di paura, passato il terrore del Covid, molti se non hanno avuto la chiamata diretta non sono andati a vaccinarsi. Più passa il tempo più diventa però pericoloso. Ci spieghi l'importanza quindi dei vaccini? Quali sono anche i vaccini? Quanti, quali sono? Sì, allora c'è da dire che inizialmente tutti quanti, fino a qualche anno fa, si pensava che i vaccini fossero qualcosa per i bambini, no? I vaccini si fanno ai bambini, ai neonati, l'esavalente, il morbillo, tetano. Poi per l'adulto, per l'anziano c'era giusto l'antinfluenzale da fare una volta l'anno a ottobre-novembre. Ci siamo resi conto sempre più che invece quello dell'età più avanzata è un periodo in cui abbiamo dei problemi legati all'invecchiamento del nostro sistema immunitario, per cui abbiamo delle malattie che, se presi magari da giovani, possono essere come l'influenza, la cosiddetta banale influenza. Se noi la prendiamo dopo i 60-65 anni non è più banale, ma può dare origine delle complicazioni che possono essere molto pesanti. Via via poi la ricerca scientifica ci ha messo a disposizione nuovi vaccini che sono indirizzati proprio a quelle malattie che colpiscono soprattutto l'anziano, o perché lo trovano più fragile, o perché lo trovano più fragile anche per legato a delle comorbidità, perché sappiamo che più alta, più è grande l'età, più abbiamo la possibilità di poter avere delle patologie concomitanti come cardiopatie, come bronchiti, come diabete, oppure facciamo delle terapie immunosoppressive, un uso magari per alcune malattie, penso alle malattie reumatologiche, un uso molto ampio di cortisonici o di terapie biologiche che ci abbassano ancora di più le difese immunitarie e ci rendono più suscettibili a queste malattie infettive. E adesso abbiamo un calendario vaccinale che si è sempre più ampliato, quindi al di là del richiamo del Covid che lei ha già accennato, e l'antinfluenzale che è una delle più tradizionali, ma abbiamo la vaccinazione contro il pneumococco, contro le polmoniti del pneumococco, la vaccinazione contro l'herpes zoster. Infatti adesso io chiedo anche alla regia che ci metta in onda una slide molto interessante che riassume le vaccinazioni, così i nostri telespettatori possono dire ce lo manca, che è anche molto importante. Perfetto. Prego. Allora, abbiamo l'influenza è il vaccino che dobbiamo fare ogni anno perché il virus cambia. Abbiamo il vaccino, il richiamo del Covid, che più che richiamo direi la nuova vaccinazione contro il Covid, perché il Covid cambia ancora più velocemente dell'influenza, quindi poi magari li affrontiamo uno per uno. Lo pneumococco, causa delle principali polmoniti dell'adulto e dell'anziano, ma anche meningiti e encefaliti, un vaccino che si fa anche una volta per tutta la vita. L'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, che conosciamo tutti perché qualcuno in famiglia o tra gli amici l'ha avuto, e poi difterite, tetano e pertosse, il richiamo decennale di difterite, tetano e pertosse. Perché? Ma lo spieghiamo, se volete riprendiamo in considerazione uno per uno come volete. Sì, ben volentieri. Perfetto, come volete voi. Fatti tutti, Sì, li facciamo tutti. Solo una domanda. Quale spaventa di più a lei, segretaria, di questi? Tutti. Lei li ha fatti tutti, è bravissima, quindi li spaventano tutti. No, nel senso che io credo molto nella vaccinazione come modalità di prevenzione, quindi io questi vaccini li ho fatti tutti. Ha fatto bene la segretaria a farli tutti? Ha fatto benissimo che ha protetto se stessa e ha protetto anche chi la circonda, perché ricordiamo che i vaccini hanno anche un'importanza molto marcata per quanto riguarda evitare la diffusione dei virus o dei batteri a chi ci sta intorno. Vacciniamo i bambini per proteggere i nonni, ma vacciniamo anche i nonni per proteggere i bambini. Penso solo alla pertosse, quindi però se volete li prendiamo in considerazione uno per uno e spieghiamo uno per uno che cos'è e cosa serve. Partiamo dall'influenza, dottore, spiegando anche quali sono i sintomi di questa influenza, perché poi così i nostri telespettatori magari si rivedono nelle loro patologie e fanno delle riflessioni. Ma l'influenza, diciamo, la conosciamo tutti, perché al di là delle grandi pandemie che hanno, ricordo quella del 18, del 56, che hanno veramente creato tantissimi danni,
colpisce, se noi andiamo a vedere, colpisce sicuramente più i bambini. I bambini, vediamo, sono quelli che diffondono i virus, sono quelli che li portano i genitori e i nonni, ma soprattutto è tra gli adulti e gli anziani che è causa di ricoveri e anche di morti. Ricordiamo che sono migliaia di morti ogni anno legati all'influenza. Nel mondo stiamo parlando di milioni di casi gravi e centinaia di migliaia di morti. Che cosa fa? I sintomi sono quelli sintomi che noi sappiamo: febbre, tosse, mal di gola, stato di malessere generale, dolori muscolari, ma questo può andare incontro anche a delle difficoltà respiratorie sempre più marcate, avere la bronchite, la polmonite legata alle complicanze ma ricordo che complicanze dell'influenza sono anche l'infarto e l'ictus, perché è un virus che Addirittura. si diffonde in tutti gli organi e quindi può dare anche questo tipo di complicanze. Allora, È un vaccino, dottore, è un vaccino, scusate, concludo con l'influenza, è un vaccino che si deve fare ogni anno perché il virus cambia. Il virus cambia e i vaccini cambiano ogni anno, vengono aggiornati a seconda del virus che è più probabile che circoli durante la stagione autunnale e invernale. Un vaccino perfetto. che oltretutto abbiamo, questa è una cosa importante da dire, da qualche anno abbiamo dei vaccini tailor-made, costruiti su misura per gli anziani. Quindi Ah, abbiamo vaccini, sono tutti buoni, ma abbiamo dei vaccini che sono quelli che il Ministero indica alle regioni come dedicati agli anziani, perché sono in qualche modo potenziati, proprio perché devono far reagire un sistema immunitario un po' più depresso legato all'età. due cose: chi è l'anziano, quindi da che età sono consigliati questi vaccini, e l'altra cosa, se qualcuno ci segue, sappiamo che c'è e fa a volte la cura fai da te, quindi prende magari qualche antibiotico perché ha una sintomatologia influenzale e dice ma sì, male non mi fa, anzi forse mi aiuta a star meglio. Ci dia risposta a cosa è bene, non è bene, e chi è l'anziano? Allora, l'anziano, vabbè, anziano una volta si intendeva il 65, l'ultra 65enne, ora pensiamo anche che uno diventa anziano a 75, ma diciamo, al di là del fatto, io dico sempre, io posso anche a 70-72 vincere tornei di tennis, quindi essere in piena forma, ed è bene che sia così, ma il nostro sistema immunitario comunque non è quello di un ventenne. Quindi vuol dire che dobbiamo vaccinarci anche se ci sentiamo in buona salute, anzi a maggior ragione per mantenere lo stato in buona salute. Quindi le vaccinazioni, per esempio l'antinfluenzale, è indicata in Italia per gli ultra sessantenni ed è offerta gratuitamente agli ultra sessantenni, quindi va sicuramente fatta a partire da quell'età. Poi un discorso un po' in generale. Durante l'inverno, l'autunno-inverno, l'80% dei malanni che noi abbiamo, 80-90%, è legato a virus, non a batteri. Virus che vuol dire che l'antibiotico è acqua fresca per i virus. Quindi Eccolo qua. non c'è antibiotico che sconfigga il virus. Quindi per evitare di aumentare ancora di più l'antibiotico resistenza, perché se noi prendiamo antibiotici quando diciamo noi è a sproposito, non facciamo altro che selezionare ceppi di batteri sempre più resistenti. Quindi vuol dire che quando ci ammaleremo veramente per un batterio, quello Sì. sarà ormai insensibile, resistente agli antibiotici che possiamo usare. Ricordo che c'è stato adesso un allarme lanciato da AIFA e anche a livello mondiale dall'OMS, che già adesso in Italia abbiamo 11.000 decessi legati a malattie infettive determinate da batteri resistenti agli antibiotici. E nel 2050 la morte per antibiotico resistenza supererà quello tra tumori e malattie cardiovascolari. Quindi ecco perché l'uso dell'antibiotico deve essere fatto con molta accortezza. Va preso solo quando lo dice il medico, non perché abbiamo una scatola di antibiotico rimasta dall'ultima volta che siamo Certo. stati male. E nelle posologie dette dal medico, se dice 2 al giorno, 2 al giorno. Se dice per 8 giorni, per 8 giorni. Perché prenderlo per 2 o 3 giorni o 4, quando diciamo noi, fa solo male e aumenta il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Ah, anche se ne prendi di meno. Anche se ne prendi di meno, sì, perché se ne prendi di meno è inefficace sulla malattia, se magari abbiamo una malattia batterica e crea soltanto resistenza. Perfetto.
Allora, un'altra cosa legata un po' all'influenza, il richiamo del Covid. C'è ancora una forma di Covid diversa, abbiamo visto tutte le mutazioni. Come riconoscerlo rispetto all'influenza? C'è ancora la possibilità di fare un test specifico per capire se si ha il Covid o l'influenza normale? E il vaccino ha ancora importanza e rilevanza? Sì, nonostante purtroppo tanti aspetti negativi, il Covid, il virus SARS-CoV-2 continua a circolare. Diciamo, ormai abbiamo visto che ha due picchi, non ha soltanto una stagionalità autunnale-invernale come l'influenza, ma poi ricompare anche d'estate. E c'è la continua ricerca di vaccini sempre più aggiornati, perché sono varianti diverse. Certe volte sono varianti che cambiano completamente l'aspetto del virus. Ecco perché è importante vaccinarsi di nuovo con i vaccini aggiornati. Anche qui, noi speravamo che il virus si adattasse all'uomo e quindi in qualche modo diventasse più o meno come un'influenza. Allora, è incredibile quello che accade anche tra gli amici, vengono amici e dicono: sono venuto a farmi il vaccino contro l'influenza, amici che hanno magari 70 anni, dicono: sono venuto a fare l'influenza. Io propongo: bene, fai anche il Covid. È la cosa che ti dicono: no, vabbè, ma mi hanno detto che ormai è come un'influenza. Allora, scusa, sei venuto a vaccinarti dell'influenza, quindi capisci che hai un'età per cui l'influenza non è una banale influenza. Il Covid è come l'influenza, è banale forse a 20 anni, non è banale a 70, quindi l'invito a vaccinarsi anche per il Covid, soprattutto per quelle, ed è indicato, soprattutto è fondamentale, da fare nei soggetti anziani con patologie, per esempio tutti gli ospiti dell'RSA, cioè persone che sono già fragili per età, fragili perché hanno altre patologie e fragili perché vivono in comunità. Non far entrare la malattia, il Covid, non far entrare il virus SARS-CoV-2 è fondamentale in queste strutture. Ecco perché è importante che tutti i dipartimenti di prevenzione, d'accordo con i responsabili dell'RSA e i medici in generale, propongano e convincano le persone a vaccinarsi contro questa malattia. Certo, allora quindi questo è stato chiarissimo e le chiedo solo un'altra cosa: le persone che non sono anziane, sono là, magari 55, 50 anni eccetera, che hanno figli, bambini piccoli e anziani in casa, magari o frequentazioni di anziani fragili, anche a loro è consigliato questo vaccino, questi due vaccini di cui ha parlato? Allora, quando parliamo di fragili, dobbiamo sempre mettere, ha fatto bene a ricordarmelo, fragili e conviventi, e caregiver, perché se c'è un fragile in casa, anche il caregiver, la figlia, il padre, il nipote che assistono l'anziano o assistono le persone fragili vanno vaccinati, proprio per evitare di portare a casa l'infezione. Quindi sicuramente i caregiver. Mi aveva detto anche la possibilità di poter fare il test, esiste ancora, esistono i test per i tamponi faringei, quelli anche molto rapidi, si può fare tranquillamente. E un'altra cosa importante è che si vaccinino per la stessa ragione, come abbiamo detto, dei caregiver, gli operatori sanitari. Purtroppo è nata questa stanchezza vaccinale nei confronti del Covid, che se è giustificabile nella popolazione, diciamo, civile, nelle persone comuni, non è sicuramente giustificabile tra gli operatori sanitari, che hanno un dovere innanzitutto etico di vaccinarsi per evitare di portare virus o batteri nei reparti o le persone fragili che loro sono tenuti a curare o ad assistere. Certo, grazie. Dottore, c'è anche il pneumococco. Allora, ci spieghi che cos'è innanzitutto, in modo che i nostri telespettatori possano capire anche l'importanza di vaccinarsi e che cosa comporta. Allora, lo pneumococco è uno Streptococcus pneumoniae, si chiama così, cioè uno cocco, un batterio, questo sì, un batterio che colpisce a una cosiddetta incidenza U. Colpiva la primissima infanzia, i bambini appena nati e gli anziani, cioè beccando le persone quindi nel momento di fragilità del sistema immunitario, o perché ancora non si è costituito o perché è invecchiato. Ora noi abbiamo delle percentuali di vaccinazioni contro lo pneumococco nei bambini e neonati altissime e abbiamo quasi del tutto azzerato la malattia nei bambini piccoli nei primi anni di vita, mentre ancora ce l'abbiamo negli anziani. È la prima causa allora, le polmoniti sono frequentissime negli anziani e la prima causa delle polmoniti batteriche è proprio lo pneumococco.
Noi abbiamo, ma non dà solo polmoniti, ma dà anche delle otiti e spesso anche delle meningiti ed encefaliti. Noi abbiamo avuto Mamma mia, purtroppo una donna di 69 anni che è brutto. deceduta un mese fa proprio per una meningite da pneumococco. Quindi purtroppo, perché è un batterio molto fastidioso ed è oltretutto un batterio altamente farmacoresistente. Ha una resistenza agli antibiotici molto alta, per cui se non ci vacciniamo e contraiamo la malattia, abbiamo anche la difficoltà di curare, perché è un batterio, quindi potremmo usare gli antibiotici, ma la maggior parte degli antibiotici sono ormai, diciamo, inefficaci contro questa malattia. Mentre abbiamo un'arma, quello della vaccinazione, che copre 20 ceppi e si fa una sola dose per tutta la vita. Infatti Ricordiamo, volevo proprio chiedere questo, una sola dose quindi. una sola dose per tutta la vita. C'era il vecchio vaccino 23 valente che era polisaccharidico e si ripeteva ogni 5 anni. Con i vaccini che abbiamo adesso, che sono coniugati, non c'è bisogno di ripetere la vaccinazione. 20 ceppi rispetto prima ai 7, poi ai 13, quindi abbiamo vaccini sempre più aggiornati, ma ne arriveranno ancora di più aggiornati nei prossimi anni, perché per fortuna la scienza fa progressi notevolissimi. Dottore, adesso le chiedo anche dell'herpes zoster, di cui sia stata fatta anche una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Non so perché del pneumococco no, se ne è parlato neanche pochissimo, però volevo chiedere questo, praticamente 5 vaccini, 5 iniezioni? Sì, per ora 5 vaccini, 5 iniezioni, quindi ci piacerebbe avere, ma Distanziate? secondo me, come scusi? Distanziate una dall'altra? Allora, no, allora si possono fare anche tutte e 5 insieme, ma chiaramente nessuno di noi le fa tutte e 5 insieme. Però è importante pensare alla co-somministrazione. Noi in Italia siamo abituati a farne 2, cogliere l'occasione opportuna per fare magari l'influenza e il Covid, pneumococco e zoster in 2 braccia diverse naturalmente, e l'effetto viene potenziato perché il sistema immunitario stimolato da 2 vaccinazioni reagisce meglio ad entrambi gli stimoli. Quindi va assolutamente raccomandata la vaccinazione, uno con l'occasione opportuna perché rende più semplici le procedure di vaccinazione, ma poi è anche molto utile. Anche quello dell'herpes zoster, adesso abbiamo un vaccino efficacissimo, si fa in 2 dosi, ed è gratuito appunto sia per gli anziani che per le fasce a rischio e ha un'efficacia altissima nei confronti dell'infezione e quasi totale, ed è quasi del 100% contro la nevralgia post-erpetica. Magari qualcuno di noi l'ha visto, in qualche parente, in qualche amico, guarisce, ma può rimanere questo dolore nevralgico anche per anni. E poi vorrei ricordare una cosa, perché è una domanda che fanno spesso. Ma io che ho avuto la varicella mi devo vaccinare? O io che non ho avuto la varicella mi devo vaccinare? Allora spieghiamo una cosa. Tutti quanti noi quando eravamo piccoli abbiamo preso la varicella, il 99,5% ha avuto la varicella, legata a questo virus che si chiama virus varicella zoster. Bene, la varicella c'è passata, ma il virus non è andato via, si è fermato nei nostri gangli nervosi e lì dorme tranquillo. Fa però, quando le nostre difese immunitarie calano, o perché abbiamo una malattia oncologica, o perché abbiamo una malattia reumatica, quindi facciamo dei farmaci immunosoppressori, o perché usiamo molto cortisone, o perché soltanto invecchiamo e quindi soltanto il sistema immunitario si abbassa, ecco che il virus esce e provoca non più la varicella, ma provoca il fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, con manifestazioni che sono essenzialmente, quando va bene, diciamo lungo il costato, lungo il decorso di nervi, ma qualche volta può prendere l'occhio, può prendere il nervo ottico, può prendere il nervo trigemino, quindi con delle sequele veramente molto, molto, molto fastidiose e molto dolorose. Abbiamo delle immagini terribili e quindi proteggerci contro questo con una semplice vaccinazione fatta con 2 dosi a distanza di 2 mesi e per tutta la vita credo che sia fondamentale per tutti gli anziani e per coloro che hanno condizioni di rischio. Ricordo ancora che questo vaccino è utile anche contro le recidive, per cui se qualcuno ha avuto l'herpes zoster può vaccinarsi per evitare che questo possa ripetersi. E siccome è molto frequente che possa ripetersi, ancora diventa più importante per chi ha avuto la malattia vaccinarsi contro l'herpes zoster.
Perfetto, c'è un altro vaccino, ce ne sarebbero due, però ce n'è un altro in modo in particolare: difterite, tetano per tosse, un unico vaccino per 3 patologie. Sì, è importante farlo perché la difterite, una volta si moriva di difterite, ora grazie alla vaccinazione obbligatoria dagli anni 30, il CRUP, morivano bambini per la difterite, per fortuna diciamo non c'è, ma appena c'è una guerra, una carestia, un problema economico, ricompare anche la difterite, come la poliomielite. Il tetano lo conosciamo tutti, quella malattia legata, ancora adesso abbiamo il tetano, cioè legato a delle ferite, e quindi l'infezione dal Clostridium tetani, che provoca delle paralisi. Ancora adesso abbiamo tra gli anziani e soprattutto donne, persone che non sono più protette perché magari non hanno fatto la vaccinazione o l'hanno fatto da più di 10 anni, perché si fa una dose di richiamo ogni 10 anni, che hanno delle paralisi e dei decessi. Diciamo donne soprattutto, perché noi uomini abbiamo fatto il militare, quindi durante il militare ci hanno fatto delle dosi di richiamo e siamo Un po' di anni fa però il militare, gli anziani l'hanno chi ha i fatto. baffi bianchi come Messi, chi ha i baffi bianchi come Messi, ma adesso i ragazzi non lo fanno più, per cui dobbiamo vaccinarci per evitare che poi ci sia una parità di genere che non ci piace anche tra gli anziani, e quindi tetano a maschi e femmine. E poi la pertosse. Anche la pertosse, la protezione che ci dà la malattia quando l'abbiamo presa o la vaccinazione per quelli che l'hanno fatta non dura tutta la vita. E abbiamo tanti casi di pertosse, è chiaramente preoccupante nel neonato, nel lattante, ecco perché vacciniamo adesso le mamme durante la gravidanza per evitare che i bambini possano prendere la pertosse nei primi mesi appena nati. Ma abbiamo tanti casi di pertosse anche tra gli anziani. Una signora ricoverata in rianimazione per pertosse presa dal nipote. Nipote non vaccinato, portato la pertosse a casa, la mamma è andata a finire in rianimazione perché non ha più la protezione. Quindi una nonna che magari ha dei problemi di bronchite, magari ha dei problemi, avere la pertosse diventa molto molto complicato. Quindi si fa una volta ogni 10 anni. Dovrebbe essere fatto ogni volta che rinnoviamo la patente o in bilanci di salute, ma veramente potrebbe essere molto semplice. Ecco, infatti, grazie dottore. Poi c'è un sesto vaccino. Parliamo spesso di polmonite sinciziale, di questi virus respiratori sinciziali che incutono molta paura, perché poi sembra che restino, abbiano delle conseguenze nel tempo. Che cosa si tratta ed è bene farlo? C'è già in giro oppure no? Allora, noi per anni abbiamo parlato delle malattie respiratorie dei bambini, per esempio le cosiddette bronchioliti dei neonati, che sono veramente devastanti e terribili. Queste sono determinate per la maggior parte da questo virus respiratorio sinciziale, un virus che attacca le vie aeree e provoca dei sincizi, proprio rende complicata proprio lo scambio di ossigeno e quindi si diffonde da persona a persona e può dare polmonite e bronchiolite. Bronchiolite soprattutto nei neonati, polmonite negli adulti. Ora, noi abbiamo finalmente avuto per i bambini più che un vaccino, lo chiamiamo vaccino, ma sono degli anticorpi monoclonali. L'avete sentito in questi giorni, quasi tutte le regioni sono partite ad offrire nel secondo giorno di vita a tutti i neonati l'anticorpo monoclonale per evitare le bronchioliti. Grazie a Dio la scienza ci ha messo a disposizione questa grande possibilità. Per l'anziano invece è stato creato un vaccino, quindi non abbiamo bisogno dell'anticorpo monoclonale, è un vero e proprio vaccino per l'anziano che non è ancora compreso nel calendario vaccinale e che alcune regioni stanno mettendo nel calendario nazionale, non c'è, ma lo stanno mettendo nei propri calendari regionali, proprio per proteggere gli anziani anche da questa forma di polmonite molto molto importante. Ci sono degli studi, l'ha accennato prima un'amica Tina, come degli studi che indicano che ogni euro investito, non speso, investito in sanità ci fa risparmiare da 4 a 14. Bene, anche per il virus respiratorio sinciziale, che alcune regioni stanno mettendo, per esempio, nella popolazione più anziana, soprattutto negli over 75, ci permetterebbe di evitare non solo malattie, ma anche gravissimi costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che potrebbero invece essere spesi in misura migliore, in modo migliore. Certo. Dottore, un'altra domanda, perché molti anziani
sì, visto che l'età anziana comincia a 65 anni, pseudo anziani hanno timore di avere, a seguito del vaccino, quelle sintomatologie dolorose come è successo con il vaccino per il Covid, non so se si ricorda, a parte dolore al braccio, astenia, febbre, insomma non da tutti è stato tollerato bene, ed è questo un po' un fattore che induce ad essere reticenti nei confronti di vaccinazioni, oppure magari vedi i bambini che non stanno così bene, insomma c'è un po' di paura. Che cosa può dire al riguardo? Pensare di farne anche 5, alcuni si sentono venir meno. No, vabbè, pensiamo che il neonato a 2 mesi in una fiala ce n'ha 6 vaccini, il famoso esavalente. Meno male che esiste. Quindi non ci dobbiamo preoccupare 5 vaccini. È evidente che non li possiamo scaglionare nel tempo. Per esempio, una delle ipotesi è di destagionalizzare determinati vaccini. Se è vero che dobbiamo fare il vaccino antinfluenzale sicuramente tra ottobre e novembre, il vaccino Covid in genere anche settembre-ottobre, e il vaccino quando arriverà sarà disponibile. È arrivato il vaccino, ma non tutti ce l'hanno a disposizione. Il vaccino respiratorio sinciziale anche va fatto prima della stagione invernale, dovrebbe essere fatto una volta ogni 3 anni, molto probabilmente. Ma l'antipneumococcica, che si fa una volta per tutta la vita, e l'anti-herpes zoster, che si fa una volta per tutta la vita, perché dobbiamo farlo a ottobre-novembre? Possiamo farlo ad aprile, a maggio. Voi siete una regione virtuosa che vaccina contro herpes zoster e pneumococco tutto l'anno negli ambulatori vaccinali, mentre invece altre regioni si affannano a fare tutto tra ottobre e novembre. No, spostiamoli in modo tale che garantiamo gli effetti collaterali. Sono tutti gli effetti collaterali tipici dei vaccini, che sono essenzialmente reazioni tipo locale, tollerabilità, arrossamento nella sede di inoculazione, qualche volta un po' di doloretti muscolari, qualche volta una piccola febbricola. Stiamo parlando di cose che succedono tra il 10 e il 20% dei casi. Gli eventi gravi sono assolutamente rarissimi, anzi quasi del tutto inesistenti nella ricerca. E quindi non soltanto perché pensiamo che parliamo